Clima e Casa on the road, ben ritrovati nei nostri studi. Continua il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi dove è possibile applicare un modo di abitare e di vivere sostenibile e nel rispetto dell'ambiente. E dopo aver affrontato la casa nella scorsa stagione, in questa nuova nostra stagione andiamo a scoprire i luoghi dove nella vita di tutti i giorni, del lavoro, dei servizi, del tempo libero, questi concetti vengono applicati. Oggi continua il nostro viaggio, un'altra tappa che si aggiunge. La volta scorsa abbiamo parlato di un luogo particolare, un negozio con la certificazione Work and Life dell'Agenzia Casa Clima di Bolzano. Quest'oggi parleremo invece di una realtà industriale molto particolare, una lavanderia. Andremo a Campoligure insieme al nostro Fabrizio Boitano, ma ci accompagna in questo viaggio. Guardiamo insieme il reportage che Fabrizio Boitano, direttore dell'Istituto Clima Liguria, ha realizzato. Anche quest'oggi ci accompagna Mirko Zancarli da Bolzano, collegato dall'Agenzia Casa Clima. Ben ritrovato Mirko. Quest'oggi parleremo di una realtà industriale con la certificazione dell'Agenzia, che è quella Clima Factory, di cui Mirko proprio ti occupi. Tu sei anche responsabile appunto del programma Clima Factory e del reparto ricerca e sviluppo dell'Agenzia Casa Clima. Quindi cambiamo un po' diciamo declinazione, ma i principi che ci guidano, Mirko, sono gli stessi e vedremo in che modo sono applicati quest'oggi. Sì, grazie mille ancora per l'invito Andrea, per me è un piacere essere qui anche oggi per parlare di un nuovo programma messo a punto dall'Agenzia Casa Clima, che in questo caso specifico è rivolto proprio per il settore industriale, in particolare delle piccole e medie imprese. Appunto è un programma che è nato nel 2017, che è rivolto prevalentemente alle piccole e medie imprese per in qualche modo aiutarli, ad accompagnarli proprio nel fare efficienza energetica e quindi nell'ottenere dei risparmi sia energetici che economici, come nel caso che andremo ad analizzare appunto della lavanderia Val di Vara. Esatto, come andiamo dunque a Campoligure insieme a Fabrizio Boitano, la lavanderia Val di Vara. Vediamo il contributo, una prima parte, e poi commenteremo in studio i diversi aspetti di questo reportage. Continua il nostro viaggio itinerante per la Liguria. Ci troviamo a Campoligure per visitare la lavanderia Val di Vara, certificata Casa Clima Factory. Siamo nel cuore della lavanderia Val di Vara, a Campoligure. Insieme a me c'è il geometra Michele Viganego, consulente Casa Clima e in questo caso certificatore della lavanderia con la certificazione Casa Clima Factory. E adesso ci spiegherà un po' tutti i segreti per portare questa certificazione, questo stabilimento, uno dei pochi in Italia certificata Casa Clima Factory. Purtroppo in Italia abbiamo troppe fabbriche che sono dei colabrodi e quindi si tenta di comunque, anche per innalzare il fatturato, bisogna ridurre le spese delle aziende. Quindi piano piano ci vuole più attenzione e Casa Clima ci aiuta. Questo percorso è iniziato ben prima del disastro dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e soprattutto del gas, perché questo tipo di aziende sono aziende che hanno un grande consumo, quindi sono aziende energivore e hanno un grande consumo sia di energia elettrica ma soprattutto di gas. Parlando di energia elettrica, uno degli elementi importanti, diciamo, di miglioramento è stato l'installazione e costruzione in house del fotovoltaico. In house perché? Perché questa è un'azienda che ha un ufficio tecnico, è un'azienda che ha personale tecnico interno, e anni fa si è deciso, perché comunque voglio dire gli investimenti, come dicevi tu, sono anche importanti, anche se si parla di efficienza energetica, ma gli investimenti iniziali sono sempre molto importanti. Ha deciso in house di farsi questo impianto, primo impianto da 100 kW. Come è stato pensato di fotovoltaico? È stato pensato non tanto sulla superficie del tetto, che ce ne starebbe ancora di più, e quindi diciamo per, come dire, produrre e poi anche vendere energia. Non è stato pensato per quello, è stato pensato sul reparto. Per cui si è detto: qual è il primo reparto energivoro dell'azienda? Il primo reparto è quello che vedete alle mie spalle, che è il reparto di lavaggio. E allora nei nostri conti, nelle nostre analisi si è detto: cosa possiamo fare per
ridurre, non dico azzerare, ma ridurre di una buona percentuale, parliamo anche bene del 75-80%, il costo dell'energia elettrica su questo tipo di macchine. E così è stato fatto, e quindi abbiamo fatto questo impianto che dal punto di vista dei costi industriali, viene ad abbassare quello che è il costo dell'energia, appunto di uno degli impianti più energivori. Questo per quanto riguarda la questione energia elettrica. Altri due esempi importanti per il recupero di calore, ora per quanto riguarda il fotovoltaico potrete vedere in una prossima immagine la centrale. Questi altri due esempi, che sono cose che non sono alla vista ma che vi posso raccontare, sono il recupero energetico del calore dai fumi. Queste sono due centrali da 3 milioni di kilocalorie, e dai fumi recuperiamo calore che va in preriscaldo, e la stessa cosa dalle lava continue recuperiamo calore dall'uscita chiaramente del refluo caldo, recuperiamo calore per il reingresso dell'acqua. Uno dei progetti che stiamo portando avanti adesso è la filtrazione dell'acqua e il riutilizzo in alcune parti del lavaggio, e questa è un'altra cosa che dovrebbe portare a un miglioramento sui consumi del gas. Vi farei poi vedere una tabella importante su quelli che sono stati nei 2 anni passati gli incrementi di gas, che sono stati catastrofici dal punto di vista dei costi, proprio nel periodo peggiore, che era quello del post-Covid, quindi di una ripresa lenta, perché queste sono aziende che per riprendere hanno faticato, e con dei costi quadruplicati, soprattutto nel caso. La certificazione Casa Clima Factory è quella che dà aiuto a medie e piccole imprese, quindi cercare sempre di sfruttare tutti i piccoli particolari per ridurre i costi e quindi per poter anche mantenersi l'azienda, perché non è così semplice al giorno d'oggi con l'energia così cara. Quindi ci sono delle strategie, quindi in questo caso qua la certificazione è stata fatta nel 2017 di questa lavanderia qua, quindi quando in tempi non sospetti, quando l'energia non aveva questi costi così alti. Quindi sono stati lungimiranti i proprietari, e bravo Michele per dare veramente un supporto importante e studiare, perché non è semplice studiare tutti i particolari per poi ridurre i consumi. Prima parlavamo di cuore, adesso siamo nel cervello dell'impianto fotovoltaico. La particolarità cos'è di questo impianto fotovoltaico? È che è stato progettato dall'azienda, è stato installato dall'azienda, quindi per ridurre i costi hanno pensato anche di fare questa soluzione qua, che mi sembra molto conveniente. Quindi non hanno pensato solo, hanno pensato perché poi l'investimento poteva, la quota parte di investimento che poteva essere quella dell'installazione di esterni, poteva essere investita in azienda per altre operazioni di risparmio energetico. Sì, abbiamo unito le competenze appunto della parte, diciamo, dell'ufficio tecnico, che sono tanti anni che seguo di questa azienda, e il fatto di poter sfruttare il fatto di avere del personale interno con una buona preparazione sia da parte meccanica che elettrica, soprattutto elettrica ovviamente, e l'impianto è un impianto, appunto, come dicevo, da 100 kW di picco installati con 4 inverter che lavorano in simultanea da 20-22 kW cada uno. La domanda che ti faccio, vengono poi lavati questi impianti ogni tanto sul tetto per sfruttare anche quella minima differenza che dicono che si perde il 10%, però lavandoli... Hai perfettamente ragione, ci sono due elementi che sono uno quello della pulizia, che è importantissimo, tenendo presente che noi scarichiamo a tetto, e comunque non è solo un discorso anche di atmosferico, ma anche di quello che è ad esempio il fumo, il vapore che esce dalle varie postazioni di scarico. Di conseguenza la pulizia viene fatta 2 volte all'anno, ma si va a controllare 1 volta al mese se è il caso di fare anche di più. Il discorso sulla produzione non è dato quello importante, ma è dato anche dal fatto che fortunatamente questo tetto è leggermente inclinato,
per cui abbiamo una produzione maggiorata anche per quel motivo lì, perché altrimenti i tetti qua intorno sono tutti piatti, avremmo dovuto inclinare, qua è inclinato naturalmente, abbiamo anche, lì è andata bene, abbiamo speso meno. Fortuna, una fortuna, benissimo. Per quanto riguarda, li controllate ogni tanto con la termocamera se ci fossero delle anomalie sui pannelli? I pannelli ne avete già cambiato? La termocamera, sì, soprattutto nel mio caso faccio tanti anni, è uno strumento utilissimo. In effetti va fatto in particolari condizioni atmosferiche, perché altrimenti vuole solo che la nuvola ti fa vedere cose che non sono reali, cioè le ombre, le nuvole, cose di questo genere. Però abbiamo fatto 2 o 3 prove di questo genere. Fondamentalmente la cosa importante è il controllo diciamo, della produzione attraverso i circuiti e cose di questo genere. Okay. Al di là della termografia che ti dà la famosa fotografia con l'eventuale, diciamo, problema sulla stringa, eccetera, però l'importante è controllare diciamo... Sappiamo che uno degli zoccoli duri dell'impianto fotovoltaico, vabbè, sì, è l'inverno, poco sole, nuvolo, ma anche l'agosto. Sì. In agosto cosa succede? Riuscite a produrre? In agosto... O vai in surriscaldamento? No, in agosto picchia come un accidente, okay. Nel senso produce tanto. Non ci sono mai stati problemi diciamo, di temperatura, non ha mai mandato in allarme nulla, e l'impianto effettivamente segue il ciclo delle temperature, cioè effettivamente produce regolarmente la sua curva di produzione, è proprio quella che arrivi luglio-agosto, sei al massimo della produzione. La cosa importantissima è che tutta la produzione è autoconsumata. Bellissimo. No, in rete non va niente. Bellissimo. Potrebbe andare perché è collegata in rete, ma non ci va niente, è tutto autoconsumato. Quindi sfruttata al 100%. Assolutamente. Bene, grazie. Grazie Fabrizio per questo contributo. Una prima parte, vedremo la seconda nella prossima puntata, ma con Mirko iniziamo a ragionare su questo tipo di certificazione. Abbiamo detto quest'oggi affrontiamo il tema della fabbrica. Una realtà particolare, non è più un negozio più piccolo e diciamo con dimensioni più contenute. Qui abbiamo una grande fabbrica, possiamo immaginarla anche come un grosso cubo che disperde. Comunque credo che le fabbriche, la maggior parte costruita negli anni 80, non sia dal punto di vista della tenuta il massimo dell'involucro, ma si può lavorare anche su questo, e proprio la certificazione Climafactory punta su questo con altri aspetti. Mirko, descrivicela un attimo, innanzitutto quali sono le peculiarità di questa certificazione e su cosa punta. Sì, come hai anticipato tu, appunto, quello che noi osserviamo è che abbiamo, diciamo così, un quadro a livello di efficienza energetica nel settore industriale che presenta veramente un potenziale di efficienza energetica molto elevato, soprattutto rispetto, diciamo, al settore delle piccole e medie imprese che sono rimaste in qualche modo scoperte o lasciate in disparte dal decreto legislativo 102 del 2014, che è quello che ha imposto poi la diagnosi energetica per le imprese energivore e per le grandi imprese. Questo è il motivo appunto per cui il programma Climafactory è nato proprio per rivolgersi alle piccole e medie imprese e diciamo per cercare di ridurre lo scoglio iniziale che trattiene queste realtà industriali dal fare efficienza energetica, per ovvi motivi, perché ovviamente il budget che molte volte hanno a disposizione è assolutamente limitato. Quindi noi offriamo loro diciamo, uno strumento che è proprio questo programma di accompagnamento, che è della durata di circa 3 anni, durante il quale noi andiamo direttamente presso lo stabilimento in esame a fare un sopralluogo per farci un'idea di quella che è la struttura energetica aziendale, quelle che sono le caratteristiche dell'impresa. Proponiamo loro chiaramente un'offerta, poi potete trovare i dettagli anche sul nostro sito Casa Clima nella sezione dedicata appunto al programma Climafactory, e dal momento della citazione dell'offerta ha inizio tutta la fase di analisi, appunto di accompagnamento, che si contraddistingue da una prima analisi qualitativa e poi quantitativa dei dati messi a disposizione dall'azienda stessa, per andare a individuare quelli che sono gli interventi più diciamo convenienti da un punto di vista costi-benefici, perché ovviamente
con questo programma noi vogliamo offrire qualcosa di utile alle imprese, quindi delle soluzioni, degli interventi che si ripaghino in tempi brevi, 3-4 anni, come abbiamo visto nel caso della lavanderia Valdivara, l'impianto fotovoltaico e soprattutto interventi di recupero dei cascami termici, cioè del calore che altrimenti verrebbe scartato. Il cosiddetto benchmark è il termine che si usa per appunto individuare questo tipo di analisi che viene fatta, i consumi e quanto serve. L'importante è anche calibrare l'intervento che si vuole realizzare, non sovradimensionarlo o sottodimensionarlo. Questo è anche importante e per questo ci si muove prima per capire le esigenze. Esatto, proprio diciamo, uno degli strumenti che appunto abbiamo messo a disposizione come Agenzia Casa Clima ed è fruibile gratuitamente attraverso appunto il nostro sito è questa sorta diciamo di benchmarking, cioè di autovalutazione che può essere eseguita da ciascuna impresa. Praticamente abbiamo messo a punto dei benchmark, come dire, diciamo dei livelli di efficienza energetica distinti a seconda del settore di appartenenza e quindi ciascuna impresa può capire se si trova al di sopra o al di sotto di questo livello di riferimento e quindi capire se c'è effettivamente un potenziale di risparmio energetico e a quel punto poi se c'è appunto l'evidenza di questa possibilità, di questo potenziale, poi l'impresa può rivolgersi direttamente a noi e entrare a far parte appunto del programma Climafactory. Il percorso è questo, tecnologia a disposizione, non particolari, nel senso per la lavanderia ovviamente sarà confezionato su misura l'intervento da realizzare, si pensa al recupero del calore, i pannelli fotovoltaici comunque è un'installazione quanto mai standard, ci si muove anche di questo e si cuce il vestito proprio sulla realtà a cui si fa riferimento. Assolutamente, questo forse è proprio il punto più importante del programma Climafactory, cioè noi offriamo un servizio che è comunque sempre proporzionato alle reali possibilità di investimento da parte delle imprese e anche ai risparmi che sono conseguibili. Quindi noi facciamo appunto una prima analisi di tipo qualitativo, quindi dall'audit energetico e quindi diciamo grazie all'esperienza maturata riusciamo già a capire quali sono i settori meno virtuosi, quindi quei settori in cui possono essere fatti degli interventi. Questi vengono valutati, parametrizzati con degli indici economici per capire appunto quali sono gli interventi che si ripagano prima e quindi danno anche i maggiori benefici. Ecco, una particolarità dell'azienda che abbiamo sentito è quella dell'autorealizzazione dell'impianto fotovoltaico. Abbiamo sentito c'è uno studio tecnico all'interno dell'azienda, hanno studiato e poi messo in atto, realizzato l'impianto fotovoltaico. È una cosa comune questa o è una particolarità di questa azienda? No, è una cosa assolutamente comune, anche perché stiamo parlando sempre di realtà industriali in cui il vettore energetico principale è rappresentato dall'energia elettrica, quindi avere un proprio sistema di produzione dell'energia elettrica permette in parte, diciamo così, di svincolarsi anche dalla variabilità dei costi della rete elettrica. Ormai insomma già conosciamo quello che è successo con la guerra russo-ucraina e così via, quindi sia lato elettrico ovviamente che anche lato termico, riuscire ad avere una riduzione dei consumi comporta appunto un risparmio economico molto importante che poi può essere riutilizzato per fare ulteriori investimenti sia in campo energetico, diciamo di impiantistica, ma anche a livello di personale e così via. Quindi è tutta una catena, diciamo, che poi va a rendere più forte l'impresa stessa. Anche perché l'abbiamo sentito, siamo in chiusura, l'intervento è stato realizzato nel 2017, è stata una delle prime realtà certificate Climafactory e diciamo che se il piano di rientro aveva, si basava su alcuni dati disponibili nel 2017, diciamo che i parametri sono cambiati per cui si è ristretto anche il tempo di rientro dell'investimento con l'aumento dei costi. Se i costi fossero rimasti uguali sarebbero stati 5 anni, adesso negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento
4 volte tanto, abbiamo sentito delle bollette, per cui anche i costi del rientro in questo caso sono stati velocizzati, e anche questo è un aspetto da tenere in considerazione. Assolutamente sì, infatti comunque durante la durata del programma Clean Factory noi mettiamo a disposizione anche un tool che abbiamo creato internamente, che appunto prende il nome di Tool Pro Factory, con cui ciascuna impresa può andare a monitorare i propri consumi e anche i propri risparmi, andando chiaramente a plottare nelle pagine dedicate i dati relativi all'anno precedente chiaramente l'intervento e poi i consumi relativi diciamo al periodo che segue chiaramente l'implementazione di quell'intervento per individuare quali sono i risparmi e quindi avere anche un'idea di quelli che sono i tempi di ritorno dell'investimento. Allora Mirko, se sei d'accordo, adesso abbiamo affrontato gli aspetti più tecnici, teorici, di come questa certificazione viene realizzata, su quali basi si appunto consolida. Adesso nella prossima puntata andremo a vedere un po' gli aspetti proprio tecnici, diciamo l'impianto di recupero calore, il fotovoltaico, più nel dettaglio per capire anche come sono stati dimensionati e realizzati. Per il momento ti ringraziamo per questa prima parte di questo nostro viaggio nella lavanderia di Campo Ligure. Grazie a voi per averci seguito, finisce qui questa puntata di Clima e Casa on the Road, ci rivediamo giovedì prossimo per continuare su questo discorso.